Buongiorno, noi siamo qua a Rovigo, in Viale Tre Martiri, e questa tabaccheria Fornasiero. Siamo col titolare, il signor Gianpietro. Gianpietro, sì. Allora, lei non se l'aspettava? No, 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 è stato veramente un lampo al ciel sereno, una cosa che mai al mondo avrei pensato, una cifra così importante che potesse essere scendere qui a Rovigo, e tanto più nella mia tabaccheria, in sostanza. Ecco, gliel'hanno fatta sicuramente tutti questa domanda. Lei conosce chi ha vinto? Purtroppo, come vedi, il passaggio è importante, la gente che si ferma anche, per cui diventa impossibile. Lei dice, se c'è qualcuno che domani ha una Bentley e uno yacht, forse quello. Però penso insomma, ecco, che magari se li tenga, per carità, per se stesso, perché è importante, però magari se qualcosina per aiutare qualcuno, che c'è tanta gente che ha veramente bisogno in giro, la si trova senz'altro, insomma. Ecco. E magari un pensiero anche per il tabaccaio. Lo stavo dicendo io, giustamente. No, però Rovigo, città della fortuna, poco tempo fa, sì. 1,5 milioni, adesso poi ci avete preso gusto e quindi... Sì. Rovigo è una città fortunata, bisogna dire la verità. Quindi diciamo, volete aver fortuna, venite ad abitare a Rovigo. Esatto, e soprattutto nella 56 di Fornasiero. La vedo soddisfatta e contenta. Non è che ha vinto lei, vero? Avrei tenuto chiuso questa mattina e dicendo che ho un febbrone alto. No, io, per carità, a me fa piacere, ecco, fa piacere che la fortuna giri, che la gente si diverta e che arrivi, insomma, a più persone, ecco, tutto. Ma lì. 85 milioni di euro sono tanti. Si fa fatica a pronunciarli, 85 milioni di euro. Perché pensandoci bene, io solo per il fatto che abbia la tabaccheria vinto qua 85 milioni di euro, ho dormito poco stanotte solo per il pensiero di aver avuto in mano la schedina che ho consegnato al cliente, che era di 85. Poteva farlo lei. È transitata, diciamo che ho le mani dove è transitata la schedina. Posso toccarle? Grazie signor Fornasiero. Prego. Rovigo, città della fortuna. Saluto, arrivederci, buongiorno.